Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Raga, oggi siamo su un gioco particolare, il classico gioco droga, Might Magic Duel of Champions, in un inglese devastante, fioi. Allora raga, questo è veramente un gioco droga. In 2 giorni sono già a livello 11. Spieghiamo un attimo, che se non sono proprio portatissimo per spiegare questi giochi, perché comunque insomma non sono stra esperto, ho giocato un po' a Magic, però sicuramente non sono un fenomeno. Anzi, allora, queste sono le fazioni. Io ho scelto questa, Nascondi Rifugio, dove c'è la luce, che io amo anche su Magic, avevo sempre le carte di luce perché proprio mi piacciono troppo. Allora, allora, Rifugio, Infernus, Roccaforte, neutrali. I neutrali ce li hanno tutti, quindi ho luce e neutrali. Se uno ha l'inferno, inferno e neutrali. Santuario, necropoli e accademia. Le scuole di magia, acqua, primarie, aria che ce l'ho io, oscurità, luce che ce l'ho io, fuoco e terra. Certi eroi hanno addirittura 3 scuole di magia. Io non mi sono trovato bene finora, però. Io ho luce e aria, abbiamo detto. Ok, perfetto. Adesso ho fatto un mazzo luce divina, il mio mazzo luce divina, per questi nomi comendiani, un po' così. E ho fatto prima un mazzo di quasi 90 carte, però era tanto lento, nel senso rischiavo veramente di non beccare niente. Adesso ho fatto un mazzo più corto, però sempre insomma è dura, cioè magari ne vinco una, ne perdo due, ne vinco due, ne perdo una, cioè ho vinto 41 partite, secondo me su 75, cioè comunque ne vinco una su due, ragazzi, è veramente tosta. Però col fatto che sono a livello 11 sono riuscito a vincere parecchie card, una bella, comunque un buon mazzo, ecco, anche se secondo me il mazzo luce è un mazzo molto difensivo, a me piace, però ho visto che ce ne sono secondo me Necropoli è veramente cazzuto, quello che consiglio di più sinceramente, è proprio bastardo, è proprio il classico mazzo da logoramento. Inferno è il classico mazzo invece d'attacco, e poi il mio di difesa e gli altri non me ne frega un cazzo, ecco, gli altri non lo so sinceramente, non li ho quasi mai visti. E niente, allora, visto che chiaramente online, io ho provato anche a registrare una partita ma è troppo lunga e poi c'è troppo silenzio perché comunque devi pensare, non pensare, ora facciamo una dimostrazione su una partita della campagna. Campagna, che l'ho già finita. Avvia missione. Qua non mi ricordo cazzo c'è da fare. Facciamo questa. Vai. Vai ragazzi, andiamo. Buono, queste sono le carte di partenza. Puoi scegliere, se non sono soddisfacenti, puoi cambiarle. Noi cosa facciamo? Le teniamo? No, cambiamole. Ecco, così ho già carte che posso giocare subito. Questo è l'avversario. Distruttore. Buono. Allora, potenza, magia e stendardo. Qua non lo uso quasi mai, quindi neanche mi ricordo il nome. Nel senso, lo uso talmente poco che veramente non me lo ricordo. Allora, aumentiamo la potenza e possiamo giocare subito questo qua. Vai. Perfetto. Guardiamo la carta. Sentinella imperiale. Guardia ravvicinata. Questa è una difesa di più 1 sulle creature ravvicinate. Il primo cerchietto è l'attacco, il secondo è contrattacco, terzo è la salute. Costo di risorse, il costo delle potenze, magie e stendardo, logo della fazione, le card sono fantastiche. Questa ce l'ho messa io. Distruttore. Vediamo, pila d'oro. Il pilone, fiai. Ancora più, via. Attenzione. Ammazza, oh, chi ti sei? Questo comincia subito a smaronare i coglioni. La cosa è abbastanza ufficiale. Ok. Adesso non attacchiamo perché comunque lui è il contrattacco e... Pare che in realtà 2, 1... No, possiamo tentare. Ok, perfetto. Sì, sì, siamo a posto. Scusate, vaneggio cumendiano. Vai.
chiaramente contro gli avversari umani è veramente dura, basta un errore, ciao. Ok, 19 lui parte addirittura da 10, quindi insomma è proprio una dimostrazione perché voglio consigliare questo gioco, veramente ricordo sempre Steam, è un free to play, quindi non serve pagare e non è obbligatorio, se tu non prendi DLC puoi comunque fare un bel mazzo, l'importante è giocare, quello sì, perché se non giochi sicuramente non hai le possibilità di fare gran mazzi. Ok, allora, vediamo anche le altre carte che ho. Allora, Gloria Radiosa non ha niente, però insomma è comunque una buona carta e soprattutto costa poco. Poi c'è il Tiratore del Lupo, immunità da contrattacco molto buona e giustizia, infligge danno di contrattacco prima di morire, quindi questa è molto buona e non costa neanche tanto. Tiratore del Grifone, questa è solo l'immunità ma anche questa è bella forte con un costo relativamente basso. Cura, ti cura 3 la creatura bersaglio, costo niente, praticamente nessun costo. Poi queste con un costo insomma non proprio bassissimo, infligge un danno pari a 6 alla creatura e questa è uguale. Ok, ciao. Tocco velenoso, ai ai ai. Qua mi dà ogni turno perdo una vita. Mettiamoli fuori questo. Vai. Vai. Mettiamo sulla magia, che non si sa mai che voglio tirarmi su il tutto. Vai. Cura. Uno, beh, tanto quello ormai è destinato a morire, sinceramente me ne sbatto i coglioni. Oh, vediamo sta carta. Centauro, Archer, immunità al contrattacco 3-2-4, buona carta. Vai. Oh oh oh. E si gola, beh, col computer è sempre bello giocare. Ciao ciao, ho vinto. Perfetto. Buono ragazzi, allora, ho fatto una piccola dimostrazione del gioco, lo consiglio veramente a tutti. Poi c'è anche purtroppo non c'è ancora la possibilità di scambiare le carte con gli altri giocatori, però qua su scambio carte c'è il pozzo dei desideri, insomma, dove prendere le carte con dei jolly. La fossa del desiderio dove praticamente ogni tanto c'è una carta e tu puoi scambiarla con il computer, però ragazzi di tipo come si dice, da quello che ho capito come si dice devi proporre 50 carte prima di avere una carta, mi sembra una cosa un po' improbabile. Quindi niente ragazzi, aspetto anche dei commenti su questo gioco, chiaramente non vado a fare una serie, era solo un video per illustrare questo bellissimo gioco free to play. Un saluto dal Commendone Veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.